Ho iniziato a fare l'orafo 35 anni fa, dopo che una persona, un orafo che ho conosciuto, mi disse che se andavo da lui probabilmente avrei fatto una settimana e poi sarei fuggito. In realtà ho fatto 2 anni e poi mi sono reso conto che forse potevo buttarmi e mi sono buttato. Tutto quello che ho imparato in 2 anni è servito sì come bagaglio, ma poi il rapporto personale col cliente, col pubblico è quello che fa la differenza. Tu puoi avere tutte le idee più belle di questa terra che magari ti imponi di seguire perché quello è il tuo stile, quello è il tuo modo di vedere, però se poi il pubblico non accetta il tuo lavoro è ovvio che, non dico che ti devi piegare, ma sicuramente devi trovare un punto di incontro con quella che è la richiesta del mercato e quindi di conseguenza del pubblico. Una decina di anni fa una cliente insistì talmente tanto perché provassi a lavorare l'ossidiana che ho deciso di provare, non trovando assolutamente nessun tipo di testo, nessun tipo di video che mi indirizzasse per la lavorazione, e quindi sperimentando sino a consumarmi le dita praticamente. Mi piace lavorare l'ossidiana, mi piace partire da un progetto e arrivare a un altro progetto, perché questo è quello che l'ossidiana tante volte mi obbliga a fare. Non sono io che decido la forma dell'oggetto, ma è lei. Questo certe volte ti fa arrabbiare, ma tante volte ti affascina e ti riempie di soddisfazione. È una materia compatta che però ti obbliga a seguire delle regolette che non vedi, te ne accorgi quando la tagli. La lama va tranquilla, poi si ferma e lì sai che se continui butti via tutto.